Amici di Volley Veneto Benacus, ben ritrovati per questa prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie B Girone B di Volley Veneto Benacus. Ritornano in campo dopo 2 settimane più i ragazzi di Adriano Fine. Ritorna in campo la Serie B, prima gara di ritorno contro Modena Volley Serie B. Ricordiamo che la prima giornata di campionato Volley Veneto Benacus uscì sconfitta dal Palazzetto dello Sport di Modena per 3-0 con i parziali di 26-24, 34-32 e 25-16, quindi la formazione di Adriano Fini è pronta per provare a riscattare la sconfitta della prima gara di andata del girone. Ecco che gli arbitri si mettono in posizione, tra un po' avremo gli starting six delle due formazioni. Allora partiamo con la formazione ospite, il numero 2 Schianchi Leonardo con il numero 3 Barbiranti Leonardo, scusate, Schianchi è il numero 3 con il numero 4 Barbiranti Leonardo, con il numero 2 Federico, con il numero 5 Melato Pietro e con il numero 10 Rassato Ernesto. Risponde la formazione di Pin con il cosiddetto titolare, ovvero con Petroni al palleggio in posizione a testa grossa, attacchi laterali in P4 di Magalini e di Cerfogli, liberi, scusate, centrali Romagnoli e Cristian De Agostini, libero Michele Viola, e si è pronti per iniziare questa partita. Al servizio Modena con il numero 2 Schianchi Leonardo, buona la ricezione di Magalini e Magalini mette giù il primo punto dell'incontro con un bel attacco da posto 4, 1-0 Volley Veneto Benacus. Alla fuori del numero 6 Giulio Romagnoli, in pari a servizio del giocatore con il numero 7 Brondolo Giacomo. Anche Brondolo sbaglia il servizio, 2-1 per Volley Veneto Benacus. Davide Pietroni che si appresta al servizio. Era stata buona la diagonale di Mattia Cerfogli, però nessuno è riuscito ad intervenire sul pallone volante, 2 pari dopo un bel attacco da posto 4 di Modena. Al servizio il palleggiatore Ferdinando. Mirko Testa Grosso che cerca il mani fuori. No, non era il palleggiatore. Era una banda che non avevo visto il numero. Magalini al servizio. 3-2 per Volley Veneto Benacus in questo inizio molto equilibrato. Mattia Cerfogli aveva cercato l'attacco, muro a 3.
Brescia Modena 3 pari. Ancora Testa Grossa che mette giù il pallone da posto 2, 4-3 per Volley Veneto. Al servizio Capitan Cristian De Agostini. La palla ancora nel campo di Modena. Pallone fuori, vediamo cosa dice l'arbitro. 5-3, l'attacco di Modena è stato giudicato fuori. 5-3 per Volley Veneto. Sinceramente io da questa parte dove sto commentando non riesco a vedere bene, quindi ancora De Agostini al servizio, ancora buona la ricezione di Modena. Primo tempo, Volley Veneto che riesce a recuperare, Magalini la butta di là e astutamente cerca la mano destra più esterna del muro 2 di Modena con un pipe molto lento ma molto efficace. 6-3 per Volley Veneto in questo primo set di questa prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie B Girone D. Ancora De Agostini al servizio, 6-3 per Volley Veneto. Viene chiamata l'invasione, 7-3. È stata chiamata invasione sul piede di un giocatore di Modena. Ancora De Agostini al servizio. Questa volta il muro 2 di Mirko Testa Grossa e di Giulio Romagnoli non è efficace perché esce alla loro sinistra, alla destra del campo di Modena, vicino alla rete. Il giocatore con il numero 5 Pietro Melato, che è il giocatore della formazione ospite. Ace di Melato, 7-5. Recupera Modena dopo un tentativo a lungo di Volley Veneto Benati. La squadra ospite prontamente con il servizio di Melato ha messo un po' di difficoltà la ricezione, buona ricezione di Magalini. La palla però nel campo di Modena che ha possibilità di essere ricottata. 7 pari. Giulio Romagnoli aveva toccato la rete. Scusate, aveva toccato il pallone sull'attacco dell'esposto della formazione ospite. 7 pari. Per Modena. Time out, questo della panchina subito di Adriano Punto. Quando Modena avanti di un punto. 30 secondi di pausa.
equilibrio il set, 8 pari. Servizio volley Veneto, Mirko Testagrossa. Viene chiamata un'infrazione nella rotazione alla formazione di Modena, quindi 9-8 per volley Veneto Benafis. Fuori, 9 pari, attacco di Testagrossa era fuori, 9 pari. Pallone abbondantemente fuori del giocatore con il numero 3, lo schiacciatore Schianchi Leonardo. 10-9 per volley Veneto, al servizio Mattia Carvogli. Mi sembrava dentro, però l'arbitro l'ha chiamato fuori. Veramente un bel diagonale, è uscito di pochissimo la palla di Carvogli. 10 pari, ancora equilibrio. Magalini. Questa volta Magalini 10-11 avanti della linea. La palla di Testagrossa è fuori, 10-12, Modena punta alla lungo. L'arbitro ha chiamato i due capitani in campo. Non so cosa si siano detti, ecco, si può ricominciare a giocare. Mattia Carvogli, un bellissimo fight che porta sugli 11-12. La formazione di casa. Ancora Giulio Romagnoli al servizio. Attacco di Modena 13-11. Da posto 4, un bellissimo attacco che permette alla formazione ospite di portarsi sul più 2 con l'opposto Brondolo al servizio, 11-13. Grande attacco di primo tempo di volley Veneto Benafis con le mani di Cristian De Agostini che accorcia 13-12. Davide Pietroni al servizio.
Viene chiamato il 14-12. Viene chiamato il 14-12. Ancora proteste. Finalmente si può ricominciare a giocare 14-12 per Modena. Quindici 12, Murato Mirko Testa Grossa. 14-13, 15-13, scusate. Questa volta a Testa Grossa invece di schiacciare furbescamente butta la palla sul muro un po' scomposto del muro di Modena e porta a 13 i punti per i padroni di casa. Alberto Magalini al servizio. Tocca il soffitto la palla, quindi 15-14. Trenta secondi di pausa. Ecco che sono rientrate in campo le due formazioni dopo i 30 secondi di pausa. Ancora Alberto Magalini fuori dai 9 metri per il subito di servizio. 15-14. Questa volta errore da posto 4 sul pallone che va a incrociare la rete e poi esce fuori dal campo alla destra del giocatore di Modena, 15 pari. Ancora Alberto Magalini in servizio. Magalini sbaglia il servizio, 16-15 per Modena. Equilibrio. Al servizio del giocatore con il numero 10, il centrale Cascato Ernesto. Cascato ha cercato un flop corto, invece il pallone va a cadere sul nastro e quindi nel proprio campo, 16 pari. Capitano De Agostini al servizio. Ace di Cristian De Agostini. 17-16 per Volley Veneto Benacus. Punto del giocatore con il numero 3
Schianchi Leonardo, 17 pari, equilibrio ancora in campo per un momento. Tutte e due le squadre hanno cercato di allungare, neutralizzate dalla squadra avversaria, si va sul 17 pari. Batti e ribatti da una parte e dall'altra. Il 17 per Volley Veneto, dopo un batti e ribatti da una parte all'altra. I giocatori di Modena non sono riusciti a passare. 18-17, punto per i veronesi. Mirko Testagrossa al servizio. Pari, il muro veronese non riesce a trattenere giocabile un pallone, quindi ancora equilibrio, 18 pari. Questa volta Romagnoli si fa murare, 19-18, molto attento il centrale di Modena che porta in vantaggio la sua squadra. Pronta risposta di Giulio Romagnoli, ben imboccato da Davide Pietroni, 19 pari. Al servizio Mattia Serpogli. Punto per Volley Veneto Benefice. Ace di Mattia Serpogli, 20-19. Ancora Serpogli al servizio. Stavolta la palla cade sulla rete, 20 pari. Al servizio la formazione di Modena. Invasione di Magalini, 21-20. Guarda basso, intanto è entrato il posto di Serpogli. Ventuno pari, Magalini mette in perfetto equilibrio. Ventuno pari, Giulio Romagnoli al servizio. Ventuno a 22 per Modena. Al servizio il giocatore con il numero 7, l'apposto Grondolo Giacomo. 21 a 22 per Modena. Ancora Magalini, 22 pari. Davide Pietroni al servizio.
rigore in attacco di Brondolo che sparacchia un pallone abbondantemente fuori, 23-22 per Volley Veneto Benacus, ancora Davide Pietroni al servizio. Ace di Davide Pietroni, 24-22. Vediamo se la panchina di Modena chiama il time out, come immaginavo. I modenesi chiamano il time out sul 24-22. Ritornano in campo le due squadre, 24-22, Volley Veneto Benacus contro Modena Volley. Dopo l'ace di Pietroni, coach Andrea Asta ha chiamato il time out nei momenti topici del set, ancora Pietroni, buona la ricezione di Modena che attaccherà da questo 4. Non è riuscito, guarda basta, a trattenere il pallone, 24-23, al servizio del giocatore con il numero 6 Malavasi Andrea. Come nella prima partita, molto equilibrio su ogni set, si dimostra il nostro distretto uguale olimpico. 25-23 chiude Cristian De Agostini il primo set. 25-23, 3 minuti di pausa.
Ritorniamo in diretta 1-0 per Volley Veneto Benacus. Alla fine del primo set 25-23, ma un set che è partito come era partito la prima partita di girone di andata, molto equilibrato. Tra due squadre che assolutamente vogliono portare a casa punti. Rientra in campo Mattia Cerfogli, che era stato sostituito sulle 20 pari da guardabascio. Alla rete di Cerfogli 1-0 per Modena. Magalini mette giù l'una pari, bell'attacco da posto 4, palla molto alta, Alberto Magalini si alza veramente tantissimo e porta il punteggio sull'una pari. Giulio Romagnoli al servizio. Pallone fuori di Modena, iniziato malissimo dal centrale della formazione ospite, una palla invitante del proprio palleggiatore, non è riuscito a sfruttarla, ha cercato un no look ma l'ha buttata abbondantemente alla sua destra. Ancora Giulio Romagnoli al servizio, 2-1 per Volley Veneto, la palla di Romagnoli cade sulla rete, 2 pari. Al servizio Modena, anche Modena restituisce il favore a Volley Veneto buttando la palla sulla rete, 3-2. E Davide Pietroni al servizio, palleggiatore di Volley Veneto. La palla nel campo di Volley Veneto, Pietroni la dà ancora a Alberto Magalini, riescono a recuperare i modenesi. La palla ancora giocabile nel campo di Modena. Pietroni credo si sia fatto male. È entrato il medico in campo. Probabilmente nella scivolata Pietroni ha preso una botta alla gamba. Adesso vediamo se stanno dandogli entra Daniele, però in finte si stanno guardando le condizioni di Davide Pietroni. Entra Daniele Cro sul 3-2, la palla tanto Daniele Cro al servizio.
si rigiocherà questo pallone. Ovviamente l'arbitro aveva fermato il gioco dopo l'infortunio subito da Davide Pietroni. Questa grossa la butta dall'altra parte, una free ball nel campo di Modena. Questa grossa cerca di recuperare 3 pari. Modena al servizio. Ace di Modena 4-3. Pari. Alberto Magalini al servizio. Intanto una notizia positiva, Pietroni è in piedi. Ace Magalini 5-4. Di Magalini va a incrociare la rete 5 pari se non erro. Non so, io leggo 6-4, ma secondo me c'è un errore al tabellone. È stata un'invasione a rete 6-5 per la formazione ospite. Modena va avanti di 2. Free ball nella campo di Modena. 7-6. Cristian De Bostini al servizio. Questa volta la palla è sparacchiata male dall'opposto di Modena del giocatore con il numero 7 Brondolo, che avrebbe avuto sicuramente la possibilità di fare un po' meglio. 7 pari, ancora equilibrio. Cristian De Bostini al servizio. 8-7. La diretta, giusto? Mi hanno detto che ha perso un po' poco, si vede un po' che ha perso poco, però è a posto. Se tu la guardi è perfetta, non lo so. È il segnale probabilmente. 8 pari, un
pallonetto di Mattia Cerfogli mette in difficoltà la difesa di Modena, che si trova a gestire un pallone non facile e il Volley Veneto ne approfitta portandosi sull'8 pari. Mirko testa grossa al servizio, palla corta, buona la ricezione, primo tempo, ma il muro di Volley Veneto è efficace, free bola nel campo di Volley Veneto, Magalini, Cro, primo tempo, Giulio Romagnoli, 9-8 per Volley Veneto, la palla secondo me sarebbe andata fuori, ma il libero della formazione di Modena, giocatore con il numero 8, no scusate, col numero 11, Duccio viene in sostituzione intanto nel campo di Modena, esce il giocatore con il 2 Comparoni ed entra il giocatore con il numero 18, il numero Pietri Basi, quindi sull'8-9 Comparoni per Pietri Basi. Buona la ricezione, però la dà Mattia Cerfogli che cerca un mani fuori, 10-9 sul muro 2 che era arrivato leggermente in ritardo, un po' scomposta il muro di Modena, ne ha approfittato subito Mattia Cerfogli girando le mani del muro esterno, 10-9 per Volley Veneto Bene. È proprio l'autore del punto Mattia Cerfogli che mette giù l'ace l'11-9. Ancora Cerfogli al servizio, ancora molto potente, questa volta buona la ricezione di Modena, si attacca da posto 4 con il giocatore con il numero 6 Malabasi che mette giù un bel lungolinea 11-10. Comunque è una bella partita tra due formazioni che non vogliono assolutamente mollare, al servizio il nuovo entrato Pietri Poni, il centrale che ricordiamolo sull'8-9 ha sostituito il numero 2 Comparoni. La palla nel campo di Modena, possibilità di attacco e questa volta il muro di Romagnoli e però porta il Volley Veneto sul 12-10. Un bel muro che neutralizza l'attacco da posto 4 di Modena. E uno dei due attori che ha permesso questo muro, Giulio Romagnoli, che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Buona la diagonale di Mirko Testagrossa, per Magalini, la palla ancora nel campo di Volley Veneto, ancora per Magalini, la grande difesa di Modena che ha la possibilità di riattaccare, la palla ancora nel campo di Modena, però interviene praticamente mettendo fuori gioco Testagrossa che si era appostata subito dietro per ricevere il pallonetto, viene scavalcato l'opposto di Volley Veneto 12-11, al servizio l'opposto invece avversario, il giocatore con il numero 7 Giacomo Brondolo per il suo turno di servizio 12-11, Volley Veneto avanti di 1, una partita molto equilibrata, una partita molto bella. È lungo di testa grossa, ma la palla ancora nel campo di Volley Veneto e però la mette giù sostituendosi a Cristian De Agostini. Secondo tempo di Pro in schiacciata in posto 3, 13-11 Volley Veneto. È proprio Pro al servizio. Questa volta la palla abbondantemente fuori, 13-12. Il giocatore di Modena al servizio non posso vederlo perché coperto dal giudice di gara, dovrebbe essere Malabasi se non erro.
campo, 14-12, Cristian D'Agostini, butta giù il pallone. 14-12. Alberto Magalini al servizio. Di Magalini, 15-12. Vediamo se la panchina di Modena chiamerà time out. Sto guardando in questo momento il loro allenatore. Sembra di no. Questa volta la palla di Magalini cade sulla rete, 15-13. Tanto l'allenatore di Modena è andato verso la panchina a chiamare un paio di ragazzi che si sono seduti in panchina vicino a lui. Vediamo se ci saranno delle sostituzioni in vista. Servizio Modena. Viola. La palla nel campo di volley Veneto. Testa grossa, mette giù l'attacco, no, posto 4, posto 2, 16-13. Cristian D'Agostini al servizio. Che significa che nei 3 metri rientra Giulio Romagnoli. Avevano cercato di recuperare il pallone i ragazzi di volley Veneto, non si sono riusciti. Comunque buona la difesa della formazione veronese che ce l'ha messa tutta per riuscire a recuperare il pallone. Esce Cristian D'Agostini per lasciare il posto a Michele Viola. Michele Viola non riesce a trattenere il pallone diagonale giocato dal giocatore numero 5 di Modena, il schiacciatore Pietro Melato, che ha messo sempre in difficoltà con questo tipo di servizio ai ragazzi di volley Veneto Benetton. 16-15, ancora Melato al servizio, Modena è sempre lì, non molla di un centimetro. Viene chiamato fuori l'attacco di Serpogli. Viene chiamato fuori l'attacco in lungolinea di Mattia Serpogli. Equilibrio, 16 pari. Questa volta errore di Croc, da un pallone troppo basso a Giulio Romagnoli. 17-16 per la formazione ospite. Volley Veneto subisce parecchio il servizio del giocatore numero 5 Pietro Melato. Mirta testa grossa, mette in equilibrio con un bel attacco lungolinea da posto 2, lo posto veronese, e si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. 17 pari, equilibrio anche in questo secondo set. Viene chiamata una doppia a Daniele Cro, 18-17. Doppia Daniele Cro, quindi Modena in avanti di 1, 18-17. Pari.
Cartellino giallo, non so a chi è rivolto, a chi. Non so chi è stato rivolto, probabilmente qualche protesta su questo pallone. 18 pari. Molto forte il servizio di Cartelli. Grande attacco di Modena, 19-18 da posto 4. Il muro alza il pallone e Tertogli non riesce a raggiungerlo, 19-18. Un bellissimo attacco da posto 4. Al servizio l'opposto, il giocatore con il numero 18, Pietri Basi Battia. 18-19. Venti a 18, grande muro sull'attacco centrale di Giulio Romagnoli, grande difesa della centrale di Modena, il giocatore silvero con il numero 10 Ernesto Pascato. Chiama time out Adriano P, 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni, 18-20 per la formazione ospite, che sicuramente ha fatto qualcosina di più finora in questo set rispetto ai padroni di casa, sono 20-18. Vediamo se la formazione di Volley Veneto riuscirà a reagire. Ventuno 18, Magalini viene murato da posto 4. Ancora Baudelaire servizio sul più 3. Magalini questa volta ricarda il colpo, attende che il muro sia in discesa, 19-21. Giulio Romagnoli al servizio. Grande diagonale sul muro del 19-22, ingannato Cristian De Agostini che era saltato sul centrale, invece la palla è andata in posto 4, il bel diagonale del giocatore di Modena, 19-22, al servizio all'opposto della formazione ospite. Brondolo al servizio, buona la ricezione di Michele Viola. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. 19-20-22. L'attacco di testa grossa sulle mani a due avversari. Cade fuori il pallone nella metacampo veronese vicino all'arbitro. 20-22. Daniele Croa al servizio. Daniele Croa sbaglia il servizio. 20-23. Meno 2 punti alla formazione di Modena per riuscire a portare a casa il set e pareggiare i punti. Al servizio il numero 6 Andrea Malavasi.
21-23 viene chiamata un'invasione dalle parte dei giocatori di Modena. È il turno di servizio di Alberto Magalini. Ancora 2 punti e time out chiesto credo dalla panchina di Modena, 30 secondi di pausa. Quando siamo sul 21-23 della formazione ospite, 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due squadre, 21-23. Magalini al servizio. La palla sulla rete, 21-24. Al servizio il giocatore con la maglia numero, vediamo chi sarà, con la maglia numero 10, Pascapo, 21-24. (22 a 24), grande attacco di di Cerfogli. Mattia Cerfogli. Al servizio Cristian De Agostini, 22 a 24. (23-24). Questa volta è stato un errore di ingenuità, il secondo tocco del palleggiatore di Modena, voleva buttarla direttamente di là, la palla è un po' incespicata. 23-24, questa volta il time out sempre chiesto, presumo da Modena. Altri 30 secondi di pausa. Ritornano in campo le due squadre, Cristian De Agostini al servizio, 23-24 per Modena. Vediamo se Modena avrà la forza di chiudere il secco, se vuole Veneto avrà la forza di 25-23 per Modena, 1 pari. Il muro di Mirko Testa Grossa è fuori, 3 minuti di pausa.
rientrano in campo le due squadre, ancora con Daniele Cro in campo. Ripartiamo dall'1 pari, 25 a 23, 23 a 25. Giocatore con il numero 10, Pascato Ernesto, neutralizza l'attacco di Magalini con un ottimo muro. 1-0 per la formazione di Modena. Tocca il pallone Pro. Intanto sto guardando Pietroni che sta parlando con il fisioterapista da fuori campo. Il giocatore probabilmente avrà farsi la doccia dopo la botta che ha subito al fianco nel corso del secondo tempo. a 0 per Modena, partita malissimo in questo terzo tempo, gol di Veneto Benacus. Speriamo che i ragazzi di Adriano Fin si riprendano. Dentro il pallone, è dentro il pallone, 3-1, è dentro il pallone. 3-1. Mattia Cerfogli mette dentro il pallone con un pipe del 3-1. Giulio Romagnoli al servizio. Un po' di polemica in questo inizio di terzo set tra le due formazioni su delle doppie, su delle giudizi arbitrali. Uno a 4, anche qua vuole Veneto Benacus, avrebbe potuto fare di più. Al servizio la formazione di Modena, che sembra in questo momento aver preso in mano le redini del gioco. Punto per Voli Veneto, è stata una invasione di campo, 4-2. Daniele Cross servizio. Doppia, 4-3, il giudizio dell'arbitro è sempre uguale su tutte e due le squadre. Viene chiamata la doppia, l'ho detto ancora prima che si schiaccia perché ha visto il suo metro di giudizio. 4-3. La palla ancora nel campo di Modena. 5-3, grande attacco del giocatore numero 6 da posto 4. Dopo batti e ribatti, Malabasi mette giù il pallone in diagonale. 5-3.
Buona la ricezione di Volley Veneto. 6-3. A 4, grande attacco di Mirko Testagrossa. A 4, errore di Magali nel servizio. Al servizio invece adesso andrà il giocatore con il numero 10 Ernesto Pascato, il centrale della formazione di Modena, che questo terzo set sembra aver preso già le distanze su Volley Veneto. A 4, errore di Mattia Carpogli. A 4. Time out chiesto sulla panchina di Volley Veneto Benacus, 30 secondi di Allora ritornano in campo le due formazioni dopo il time out chiesto dalla panchina di Adriano Fina. 9 a 4 per Modena, che sembra aver preso ormai il largo in questo inizio di terzo set. Ricordiamo equilibrio in set precedenti 25 a 23, 23 a 25. Carpogli mette il punteggio del 5 a 9, rapporto 4. Adesso Michele Viola ed entra nella zona dei 3 metri Giulio Romagnoli, capitano Cristian De Agostini, fuori dai 9 metri per il suo servizio, con la formazione di Adriano Fin sotto di 4 punti sul 5 a 9. (10 a 5). Grande attacco, un po' fortunato però molto bello. E la formazione di Modena che si riporta subito sulla distanza dei 5 punti, portando uno schiacciatore con il numero 5 Pietro Melato al servizio. Testa grossa, mani fuori, 10 a 6. Ancora testa grossa al servizio.
11-6, ancora più 5 per Modena, testa grossa Burato. Dopo un bel attacco dalle zone centrali del campo di Giulio Romagnoli. Sostituzione. Esce Giulio Romagnoli, scusate, esce Mattia Cerfoglia ed entra il numero 10 Paolo Guardavaggio. Sette a 12. Servizio Modena, buona ricezione di volley Veneto, pallonetto di Giulio Romagnoli, 8 a 12. A 12, è entrato al brigo al posto di Cristian De Agostini intanto, con Giulio Romagnoli al servizio. A 13, attacco ancora efficace nelle zone di posto 4 per Modena. Magalini bocca il pavimento della palestra, 9 a 13. Daniele Costa servizio. Nove a 14. Ormai sembra destinato al cambio palla per Modena, che cerca di mantenere le distanze. Giustamente Volley Veneto non riesce a reagire. I ragazzi giovanissimi di Modena stanno facendo palla fuori. Un po' sfortunato questa volta il giocatore di Modena, giocatore con il numero 6 Malavase Andrea, la palla va a incrociare la rete, poi cade fuori, giusto 14. Alberto Magalini al servizio. Bella fatta di primo tempo, 10 a 15. Dicevamo, Modena sta portando il cambio palla, il set a suo favore. Giustamente, furbescamente, ai ragazzi di Adriano Quini queste fragranze sembrano un po' aver perso il bandolo della matassa, sembrano avere un po' le polveri bagnate di non riuscire a reagire, a recuperare qualche punto. Daniele Cro, magari la palla in scorboglio per Modena. 16 a 10 e questa volta però
aveva dato il pipe a Magalini, che non si erano capiti i due ragazzi, ne ha approfittato Modena, più 6, adesso si fa ancora più critica per Volley Veneto Veneto. Testa grossa, 10 a 15, scusate, 11 a 16. Brigo al servizio. Palla sulla rete, 11 a 17. Sostituzione nel campo di Modena, esce il giocatore con il numero 18 Pietri Basi ed entra il giocatore naturalmente coperto, non riesco a vedere il numero, giocatore con il numero 2 Bianchi. (12 a 17), Mirko testa grossa al servizio, avanti di 5 punti Modena. (12 a 18), 6 punti ancora di distanza. Aveva cercato testa grossa nella diagonale di coprire la diagonale d'attacco avversaria, non ci è riuscito. Al servizio ancora Modena. Magalini butta fuori il pallone. 12 a 19. (12 13 a 19). Viene toccato la rete dal giocatore che aveva cercato di buttare di là il pallone, il giocatore con il numero 6 Malavasi. 13 a 19 per Volley Veneto, Guardabascio al servizio. 13 a 20. Time out chiesto dalla panchina di Verona, presumo. 30 secondi di pausa. (13 a 20). Terzo set, ricordiamo il conto dei set, 1 pari, 25 a 23, 23 a 25, siamo nel terzo parziale. Modena ha preso decisamente il largo e domina in questo momento il terzo set. Vediamo se l'arbitro dà l'autorizzazione al servizio. La palla nel campo di Modena.
Vedi 14-20, viene chiamato fuori il pallone del muro di Modena. Al servizio Giulio Romagnoli, 14-20. Quattordici a 21. Quindici a 21, attacco di Magalini efficace. Al servizio Daniele Cross. Palla fuori, 16 a 22. Al servizio Alberto Magalini. Di 16 a 23. Ancora Modena al servizio. Vedi 17 a 23. Guarda Vascio da posto 4. Tommaso Albrigo al servizio. Ancora guarda Vascio 18 a 23. Da posto 4 in un pallonetto che mette in difficoltà la difesa di Modena. Ancora Albrigo al servizio. Diciotto a 24. Set ball 6, set ball per Modena. Viene chiamato 25 a 18. Si chiude il set con Modena avanti di 2-1. 3 minuti di pausa.
Ritorniamo in linea, amici del canale di Volley Veneto Benacus. Ricordiamo che si sta giocando la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B Girone D tra Volley Veneto Benacus e Modena Volley Serie B. Intanto in questo momento la formazione ospite è avanti di 2-7-1 con i parziali di 25-23, 23-25, 18-25. Riparte Mattia Serfoglie nel sestetto iniziale, ricordiamolo, sostituito nel corso del secondo e del terzo set ogni tanto dal numero 10 Paolo Guardaraccio. Modena avanti di 2-7-1, occasione quindi per Modena per riuscire a pareggiare i conti in classifica con Volo Veneto al settimo posto, Modena indietro di uno, dietro di un punto se non erro, adesso non vorrei sbagliare, 17 punti Volo Veneto, 16 Modena. In questo momento Modena è appaiata, quindi ha già recuperato un punto, 17 pari. È ricominciato il 1-0 per Modena, il muro di contenimento di Volley Veneto non riesce a trattenere il pallone, 1-0 per Modena. Al servizio il centrale con il numero 2 Schianchi, che è ritornato titolare in questo set. La palla ancora nel campo di Modena dopo due tentativi d'attacco di Volley Veneto. Magalini la butta di là, Modena ha la possibilità di contropattare. Questa volta il muro di Pro non è efficace e di Romagnoli, 2-0 per Modena che parte subito bene. Di bola nel campo di Volley Veneto. Murato Magalini 3-0. Ancora Modena al servizio. Questa volta Magalini ritarda il colpo, 3-1. Giulio Romagnoli al servizio, Cristian De Agostini, che era stato sostituito dal Brigo nel terzo set, ritorna in campo. 3-1. Un po' in difficoltà questa volta la difesa di Modena e Giulio Romagnoli porta a casa lei e 3-2. Ancora una leggera difficoltà nella difesa di Modena. È stata un'invasione di Modena 3 pari. Un po' in difficoltà su questi flop particolari di Giulio Romagnoli per il ragazzo di Modena che si vedono raggiunti sui 3 pari. Palla fuori, 4-3 per Volley Veneto Benacus.
bel tocco a muro in posto 4 del giocatore con il numero 6 Malavasi Andrea in lungolinea, permette al giocatore di Modena di scavalcare il muro e di portarsi sul 4 pari. Cinque e 4 per Modena, muro di Magalini che va fuori dal campo. Aveva cercato di fare il secondo tocco però non riuscendo, permettendo alla formazione di Modena di andare avanti ancora di uno. Cinque pari, attacco di Magalini da posto 4. Prova il servizio, palla corta, buona la ricezione di Modena, che cerca il primo tempo, ma è la palla nel campo di volley Veneto Benacus. Questa volta Magalini la butta a rete, 6 a 5 per Modena avanti di 1. La palla ancora nel campo di Modena giocabile, la possibilità di attacco. Mirko testa grossa, fa il 6 pari, un attacco da posto 4. Alberto Magalini al servizio. Palla fuori di 1-0 di Alberto Magalini, 7-6 per Modena. Otto 6 per Modena che prende il largo. Terza grossa, 7-8. De Agostini al servizio. Grande attacco sul muro a 2, messo male Veronese del giocatore numero 3 Bianchi che passa in mezzo alle mani del muro, 7-9. Grande muro il giocatore numero 3 Mattia Cercogli da parte di Brondolo, che vediamo sostituzione di Cercogli ed entra il numero 10 Guardavascio.
8-10, testa grossa, posto 4. Vediamo se si può ricominciare a giocare dopo che l'addetta per le pulizie del parquet è uscita. 11-8, grande attacco ancora da posto 4, lungolinea. Testa grossa era dietro, non è riuscita ad intervenire. 8-11. Modena si porta sui più 3. (8-12), errore di guardabascio e Modena prende il largo. Oh, 9-12, Romagnoli. Paolo guardabascio al servizio. Il pallone cade fuori. 9-13. (10-13), Mirko testa grossa. Giulio Romagnoli al servizio. 10-13, terzo quarto set, 2-1 per la formazione di Modena. 25-23, 23-25, 17 se non ero, 18-25 per la formazione di Modena. Ancora la palla giocabile nel campo di Modena. Testa grossa, 11-13, 11-13. Ancora Giulio Romagnoli al servizio. (11-14), a muro di Alberto Magalini durante la discesa del muro. Magalini si rifà subito, 12-14, cambia palla e Daniele Crava fuori dai 9 metri per il servizio per mantenere vive le speranze di volley Veneto. No, era Ace a mio parere. Era nell'angolo, però l'arbitro ha detto di no e allora io non c'entro nulla con l'arbitro, quindi la palla era fuori. 12-15. Il signore sul seggiolone decide lui e quindi a noi va bene così. Ace di Modena. 12-16.
12-16 cerca di segnare il solco la formazione di Modena che si porta sul +4. Si affievoliscono sempre di più le speranze per i ragazzi di Adriano Fina. In questa partita Modena sicuramente sta giocando meglio, molto più precisa, molto più attenta soprattutto nella ricezione, e il volley Veneto è andata un pochino in crisi. Costa Grossa 13-17. E il 14-17 Magalini. Time out chiesto dalla panchina di Modena. A 17 ancora Mirko Costa Grossa. Ace di Magalini 16-17. Time out chiesto dalla panchina di Modena. (16 a 17). Ancora Alberto Magalini al servizio. La palla nel campo di Modena. 18-16 per la formazione di casa, che interrompe il trend positivo di Magalini con un bel attacco da falta posto 3, un bel primo tempo. 18-16. Del giocatore numero 10 Pascato, che adesso va fuori dai 9 metri per il suo servizio. (19 a 16).
time out chiesto dalla panchina di Volley Veneto Veneto. Ammonizione per il presidente Bellinazzi, 20-16 per reiterate proteste. Vediamo se si può ricominciare a giocare. 17-20. Guarda basso, attacco da posto 4. Cristian, andiamo sul servizio. Di 17-21. Di 18-21, testa grossa. A 22. Questa grossa butta la palla dentro la rete del suo campo e Modena risolca e ha ancora la possibilità con il cambio palla di portare a casa l'intera posta. 18-23. Guarda basso.
19-24. E Modena a 5 set ball per portare a casa 3 punti importantissimi in classifica, superare di 2 punti Polo Veneto, portarsi a 19. (20 a 24). Finisce la partita con Modena che sbanca un palazzetto di Bardolino, 3 punti importantissimi. Per Modena, ricordiamo il punteggio. Modena che si porta a 19, Polo Veneto che resta a 17 e adesso bisogna guardarsi le spalle perché la classifica si fa abbastanza difficile. Buona serata a tutti quanti, ci risentiamo per la prossima partita di Volley Veneto Veneto.